I morti sul lavoro non sono mai frutto della fatalità. Il fato nel lavoro non c'è. Ci sono regole, c'è la sicurezza, ci sono leggi scritte. Il rispetto di quelle leggi, il rispetto della contrattazione comporta il fatto che non ci sono morti sul lavoro. Non si parli di tragica fatalità per la morte di Andrea Danieli, il quarantenne operaio di Cavarzere folgorato dai cavi dell'alta tensione mentre lavorava su una piattaforma. L'appello arriva dalla CGIL veneziana che sta cercando di raccogliere informazioni sull'accaduto. Nonostante i morti sul lavoro in Veneto siano leggermente in calo rispetto allo scorso anno, puntano il dito i sindacalisti, restano circa uno alla settimana. Un numero inaccettabile come qualsiasi altro superiore allo zero. Inoltre, se per le morti la situazione si è un po' stabilizzata, gli infortuni sono in netto aumento. I morti sul lavoro ci sono perché i tempi di lavoro sono sempre più stretti, perché il lavoro è sempre più flessibile e precario, perché le persone sono ricattate e devono fare delle cose che non dovrebbero o non potrebbero fare. Fondamentalmente il rispetto della legge della contrattazione non porta a morti sul lavoro. Non si dica mai che si muore per fatalità, non esiste il caso. Non si tratta di introdurre nuove norme di sicurezza, sostengono dalla CGIL, ma di trovare il modo di far rispettare quelle esistenti anche quando sul posto di lavoro non è presente un sindacalista. Cerchiamo sempre di parlare con i lavoratori all'interno del cantiere, però poi non siamo in cantiere 24 ore su 24, quindi non possiamo sapere cosa succede dopo. Però non possiamo neanche arrivare a questi punti, dove un ragazzo è partito la mattina e non è più tornato a casa.